Assessore Pavanetto, allora il marchio Land of Venice anche per l'enogastronomia, diceva. Sì, allora il marchio Land of Venice è un marchio che è stato utilizzato per la promozione del Veneto. La promozione del Veneto, come dicevo prima, non è solo turismo di spiagge, laghi, città d'arte, montagna, come è inteso il turismo in questi ultimi anni, ma è anche l'enogastronomia e i prodotti artigianali tipici del Veneto. E quindi la nuova giunta regionale, l'assessorato al turismo, insieme naturalmente agli assessorati di competenza, lavorerà proprio in questo senso, nel cercare di utilizzare quel marchio per alcuni prodotti che possono essere così incentivati, ma soprattutto rappresentare il Veneto nel mondo. Sugli investimenti in questo settore le è arrivata da qui una richiesta di appunto maggiori investimenti, cosa risponde? Come in tutte le iniziative chiaramente c'è sempre bisogno di più risorse per cercare di accrescere quello che è già insomma la qualità, però siamo in un momento dove naturalmente riusciamo a concentrare le risorse dove naturalmente c'è necessità e io credo che su certi progetti che sono credibili le risorse sono sempre state trovate. Serve formazione però per garantire un turismo di qualità. Sì, come ho anticipato prima nel mio intervento, dicevo proprio questo, che non solo quelle che sono le persone che lavorano attorno a questo mondo, ma anche le istituzioni, soprattutto oggi nella formazione del DMO, e quindi parlo anche dei piccoli comuni, avere quegli assessori, quelle persone preparate su un tema qual è il turismo, che ripeto, non rappresenta un mondo a sé, ma rappresenta un mondo anche dei piccoli comuni che vengono attraversati spesso dal turismo senza riuscire ad intercettarlo. E quindi penso che questo sia una grande opportunità, quella della formazione, che naturalmente sarà oggetto da parte della Regione nei confronti degli enti preposti.